Questa è la storia dei ponti di barche presenti in Veneto. I ponti di barche sono ponti galleggianti, formati principalmente da barche collegate tra loro, da sempre usati nelle guerre per la logistica, ma anche particolarmente utili in pace in aree dove la costruzione dei ponti fissi non è conveniente. Nel Medioevo i ponti in muratura sui grandi fiumi erano rari e i ponti di barche spesso erano una valida alternativa, consentendo spostamenti più rapidi dei traghetti. Con il miglioramento delle infrastrutture vengono nel tempo sostituiti da ponti fissi. Oggi in Italia si contano solo una decina di ponti di barche, 6 solo in Veneto. Sul delta del Po ci sono 3 ponti di barche, sul Po di Goro, sul Po di Gnocca e quello di Barricata. I primi 2 svolgono un ruolo cruciale nel collegare le comunità locali, mentre il terzo serve più a scopi turistici, essendo l'unico accesso alla spiaggia di Barricata. Il ponte sul Po di Goro, costruito nel 79, sarà operativo almeno fino al 30 settembre 2026, grazie a un accordo tra i comuni di Ariano Polesine e di Goro, mentre il ponte sul Po di Gnocca è l'unico ponte di barche del Veneto a non essere a pedaggio. Il ponte dei Salsi, nella frazione di Caposile del comune musile di Piave, passa sopra il taglio del Sile e risale agli anni 60. Alla foce del Piave si trova invece il ponte di Cortellazzo, che collega Eraclea con Jesolo. È di proprietà privata, ma le sue aperture per il passaggio delle imbarcazioni sono coordinate col comune di Jesolo, come anche le comunicazioni dei guasti e delle manutenzioni. Nel 2019 è stato ricostruito, dopo che un'alluvione l'ha fatto affondare l'anno prima. Sempre sul Piave, tra Noventa e Fossalta di Piave, si trova il ponte Zamuner, gestita dall'omonima famiglia dalla sua costruzione nel 51. Questo attraversamento è noto anche come passo per Fossalta, che per secoli è stato servito da traghetti, citati per la prima volta nel 1277.